canto numero 240. La creazione giubili insieme agli angeli, ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. Miei fratelli, oggi con la Chiesa concludiamo l'anno liturgico. È un appuntamento importante che ci obbliga a pensare il tempo corre e Dio ci invita a guardare a un futuro di speranza. La celebrazione della Madonna, la liturgia con la quale vogliamo pregare questa nostra Eucaristia. Lei ci accompagni in questo tempo di chiusura per aprirci al nuovo anno che viene. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, il Padre ci doni il suo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal tuo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità
unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. Io, Daniele, mi sentii agitato nell'animo, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato. Mi accostai a uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte quelle cose, ed egli me ne diede questa spiegazione. Le 4 grandi bestie rappresentano 4 re che sorgeranno dalla terra, ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, in eterno. Volli poi sapere la verità intorno alla 4ª bestia, che era diversa da tutte le altre e molto spaventosa, che aveva denti di ferro e artigli di bronzo, che divorava, stritolava e il rimanente lo metteva sotto i piedi e lo calpestava. E anche intorno alle 10 corna che aveva sulla testa, e intorno all'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute 3 corna, e del perché quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Io intanto stavo guardando, e quel corno muoveva guerra ai santi e li vinceva, finché venne il vegliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno. Egli dunque mi disse: la 4ª bestia significa che ci sarà sulla terra un 4º regno, diverso da tutti gli altri. A tutta la terra, la schiaccerà e la stritolerà. Le 10 corna significano che 10 re sorgeranno da quel regno, e dopo di loro ne seguirà un altro diverso dai precedenti. Abbatterà 3 re e proferirà parole contro l'Altissimo e insulterà i santi dell'Altissimo. Penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli saranno dati in mano per un tempo, tempi e metà di un tempo. Poi sulla terra si terrà il giudizio, gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno, e tutti gli imperi lo serviranno e gli obbediranno. Parola. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite figli dell'uomo il Signore, benedite figli di Israele il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite